Nei vecchi film dei sembero milis si vedono danze, colori e sorrisi, le feste paesane, un tripudio di allegria, dove il cuore batte forte in armonia. Tra fuochi e canti sotto il cielo stellato, il paese rivive in ogni volto amato. Siamo decisi a difendere l'ambiente, ma non basta, bisogna farlo. Per farlo occorre avere molto coraggio politico, coraggio culturale, forse anche fisico. È stato necessario averne in passato per demolire 800 costruzioni abusive che oggi sarebbero ormai intoccabili, sarebbero un tour del patrimonio della nostra comunità. È stato necessario per impedire la tragica e scontata conclusione della vicenda della pineta dei Zaresi. Riconosciamo questo merito all'Antonio Veda, dobbiamo essere riconoscenti di ciò, ma io mi chiedo anche, un uomo deve proprio essere crocifisso per trovare la verità? Devo evidenziare con molta chiarezza che si sta richiedendo allo Stato direttamente un contributo straordinario per far fronte almeno in base a un'altra destinazione. Chi dice il contrario dice evidentemente delle bugie. Questi denari devono poter arrivare, altrimenti la spesa necessaria al risanamento della marina graverà in misura notevolissima, se non interamente, sui cittadini di San Vero, che si vedranno privati degli interventi indispensabili nell'area urbana. Non vogliamo dire addio in nessun modo al centro diurno per anziani, al riassetto viario del paese, alle scuole, al miglioramento dei vari servizi, alle strade sociali, solo per citare alcuni degli interventi sempre più urgenti e indispensabili. Voglio ricordare che l'argomento di oggi è stato posto all'ordine del giorno dopo un lungo processo che ha visto la partecipazione, oltre ai due gruppi consigliari, anche tutte le forze politiche e le associazioni ambientaliste. Tutti sono stati consultati. L'avvio è stato dato in sede di comitato del programma. La Giunta ha dato il suo parere favorevole. Tutto il gruppo di maggioranza, unanime, è stato d'accordo. Abbiamo tenuto più riunioni e nell'ultima il segretario della DC Sanverese ha dato l'assenso del partito, ha fatto di più, ha affermato che già in passato il partito DC ha evidenziato, ha avanzato autonomamente la stessa proposta. Ricordo ancora che il Consiglio Comunale ha reiterato in modo affermativo, approvando la relazione programmatica con la delibera numero 59 dell'89 e anche nella numero 48 dell'aprile 90. Abbiamo voluto e vogliamo più ancora oggi procedere in modo chiaro e trasparente, dando a tutti l'opportunità di rendere il proprio costruttivo contributo. La seduta ultima del Consiglio è stata infatti aggiornata ad oggi e oggi proseguiranno gli esami iniziati la volta scorsa. Ogni consigliere dispone della copia della bozza della convenzione e del disciplinare. È stato letto integralmente in Consiglio tutto ciò, anche se ciò l'altra volta ha reso necessario impiegare ben oltre un'ora di tempo. Mi sembra adesso corretto dare la parola al consigliere Madao che ha chiesto l'aggiornamento e subito dopo al consigliere Urru che stava già facendo le sue proposte quando abbiamo aggiornato la seduta. Se ha detto qualcosa che non corrisponde, stavi già dettando qualche cosa o l'avevi già dettato?
di questa convenzione. Ma devo dire poi tra l'altro che è stato positivo anche l'incontro avuto proprio oggi con alcuni assessori, nei quali appunto si è venuto a discutere dei punti e ci siamo proprio trovati, io devo dire questo, devo mettere, mi sono trovato concorde sulla maggior parte di essi, sui punti da correggere e da portare come per cui potrei iniziare subito a citare quali erano le grandi perplessità che mi hanno portato ad assumere l'atteggiamento la volta scorsa nel Consiglio Comunale. E ripeterci che però questi 4 o 5 giorni, cioè questo tengo proprio a precisare, sono stati fruttuosi al massimo perché sono saltate fuori delle cose che non certo marginali ma sostanziali. Vedremo adesso infatti come illumineranno gli argomenti. Posso fare un intervento? Allora, il capogruppo Virgilio vuole fare un breve intervento, il consigliere Malau consente? Grazie. Solo per dire che sempre il momento il gruppo è stato così sbagliato non recepire la convenzione. Questo forse è da intendere come un minimo di prudenza che in questi casi non guarda, quando essendo dei progetti molto più grandi di noi bisogna fare molto caro. In questo caso forse è stato benefico il fatto che ci siano stati questi 4 giorni, 5 giorni questo tempo per riflettere ulteriormente. Ora chiediamo chiaramente premesso che il gruppo a questo punto ha trovato una linea su cui correre, diciamo, senza sospettamento, chiediamo che anche il gruppo di opposizione si esprima con il massimo della coesione, diciamo, L'autonomia sì, tenuto conto di soprattutto come politicamente è molto unanime, diciamo anche loro, molto chiari, perché è importante in questo caso non avere un'unanimità nella linea della maggioranza, ma un'unanimità totale del Consiglio Comunale, visto che penso che presentarci davanti a strutture come la Castalia, la società come la Castalia, presentarci con una compattezza totale al 100% penso che sia un modo giusto, un modo per capire il modo giusto. Se il collega ha finito potrei subito passare ad elencare quali sono state le perplessità della volta scorsa. Perplessità appunto che sono state ormai superate. Allora, convenzione con la società Castalia, leggo quali erano i punti proprio in cui io avevo apportato questa mia disapprovazione. Si propone la modifica dei seguenti punti della convenzione, poco chiari. Articolo 1, oggetto della convenzione, che dice titolazione oggetto della convenzione. Prima fase. Terzo punto, analisi di fattibilità, valutazione di impatto ambientale con partecipazione del comune. Allora, questo punto qua avevamo detto che era poco soddisfacente perché il comune doveva essere praticamente al massimo al centro della gestione dello studio di impatto ambientale. E questo abbiamo visto stamattina proprio è stato definito precisamente quale dovrebbe essere la forma più corretta e più quella che aveva portato una modifica che appunto io considero importante e sostanziale, ripeto sostanziale. Scusa un attimo, io vorrei pregare il consigliere anziano, la professa e il vice sindaco Violetta di prendere diligentemente nota delle proposte che hanno fatto in modo da non doverci ritornare nel senso di dover cominciare da capo a si va direttamente sul punto.
con le indicazioni. Sì. Allora, quindi il primo problema era questo qua, quindi io personalmente richiedevo più attenzione e dicevo che lo studio di impatto ambientale venisse effettuato dal Comune attraverso la nomina di una propria commissione di esperti. Benissimo. Allora, altro punto di perplessità era l'articolo 8 della Convenzione. L'articolo 8 della Convenzione che così dice, cioè che è intitolata durata della concessione. Durata della concessione. Al terzo comma si legge infatti il concedente si riserva il diritto di... Scusate un attimo che prendo la convenzione esattamente. Allora, scusa un attimo, la durata della concessione è fissata fino al termine della gestione da parte del concessionario. La durata della gestione sarà di 5 anni dalla data di inizio della gestione stessa, secondo quanto previsto nel disciplinare. Il concedente si riserva comunque la facoltà di riscatto nel corso della gestione al suo insindacabile giudizio. E qui già sorgettano delle perplessità. Poi continuando, poi ci sarà appunto l'assessore Lega che spiegherà le correzioni che sono state apportate, spiegherà in modo esauriente. Nel caso in cui il concedente si avvalga di tale facoltà, sarà comunque corrisposto al concessionario un indennizzo che dovrà tenere conto anche dell'apporto finanziario proprio del concessionario non recuperato. Allora, io ho avuto da obiettare innanzitutto anche su questo termine qua, anche. Allora, anche va in netta contraddizione con il termine soltanto, che invece troviamo nel disciplinare. E è stata stamattina, abbiamo concordemente accettato il fatto che questo anche doveva appunto sparire, diciamo così, proprio dall'articolo, dalla disciplina dell'articolo, ed essere sostituito solo esclusivamente con la parola soltanto. Con la parola soltanto, che assume naturalmente un significato sostanzialmente diverso. Questo è importante rimarcarlo. Soltanto, dunque, al posto di anche, che farebbe dare anche una interpretazione diversa, la parolina soltanto. Poi ancora, altra perplessità era la modalità di gestione. La modalità di gestione. Articolo 19, modalità di gestione. Del disciplinare, certo. È facoltà del concessionario avvalersi di terzi nella gestione. Osservazioni da me fatte sono queste qua. Il subappalto è pericoloso e si dovrebbe trovare un sistema per ovviare adesso. Quindi questo articolo dovrà essere modificato. Vabbè, questi sono appunti miei personali. Questo articolo dovrà essere modificato per evitare che si instaurino rapporti di subappalto con tutte le poco chiare conseguenze che ne deriverebbero. Poi ancora i famosi 6 corsi di formazione che il concessionario dice di avviare sono ottenuti con il finanziamento dello Stato medesimo, per cui non vedevo insomma, quale sarebbe l'onere di cui si caricherebbe la società castana. Sempre nell'ambito dell'articolo 19 del disciplinare desidererei delle spiegazioni chiare circa il pagamento da parte del comune di un canone trimestrale e dell'entità dello stesso. Queste sono le osservazioni che io appunto ho voluto fare e alle quali però ho avuto anche, devo essere sincero, e ho avuto anche delle risposte abbastanza esaurienti, per cui adesso io passo la parola all'assessore Ledda che sicuramente ci illustrerà esattamente i temi
dei cambiamenti avvenuti all'interno di questo articolo di quadra convenzione. La parola la parola del sindaco, certamente. Mi pare che il programma fosse che parlasse di Beniamino. Allora quindi diamo la parola, perfetto. No, non so se ci sono relazioni sostanziali, sentite la parola. No, dopo una lunga discussione, abbiamo apportato alcune modifiche sostanziali, tutela dell'interesse del mente che fa quotidiano. Siccome sono modifiche sostanziali di una certa natura, mi pare che la richiesta avanzata dal capogruppo di maggioranza di Gino che merita un pronunciamento anche da parte del capogruppo di minoranza, ha un valore doppio, nel senso che per passare questi articoli che adesso io vi sottoporrò è necessaria un'azione congiunta per tutto il Consiglio Comunale e di tutte le forze politiche rappresentate, non solo il Consiglio ma probabilmente perché riceviamo anche esigenze che sono state avanzate anche da forze politiche non presenti in Consiglio e da associazioni ambientaliste presenti nel nostro territorio. Chiedo scusa un attimino all'assessore Lega, vorrei chiedere la parola al sindaco perché però non è corretto. Diciamo, ha iniziato un discorso, lasciamolo finire, deve essere proprio un fatto rilevante questo. sì, è rilevante, ecco perché. Ma di procedura. Sì, è un fatto rilevante perché ho dimenticato, ho scordato appunto di fare le altre osservazioni che dovevo fare perché per me sono importanti circa la questione del patto naturalistico di Allora, sentiamo. Volevo dire anche i punti discussi poi ultimamente per capire bene tutto il processo. Allora iniziamo dall'oggetto della convenzione della prima fase. Qui si aggiunge questo che è frutto del dibattito tenuto anche in Consiglio Comunale, rappresentato, ripeto, anche da altri consiglieri, in particolare su questo problema che ho conosciuto. Considerata l'aggiunta dovrebbe essere di questo tema, considerata l'importanza naturalistica dell'area oggetto della concessione, i progettisti devono essere particolarmente qualificati, nominati dal concessionario previo parere di gradimento espresso dal concedente. Questo per l'insieme di tutta l'Europa. Per quanto riguarda in particolare il punto terzo dell'analisi di fattibilità, si ripete, è la valutazione di impatto ambientale con partecipazione e verifica diretta del comune attraverso una commissione di esperti nominati dal concedente, cioè dal comune. Gli oneri relativi alla funzione della commissione di esperti saranno a carico del concedente, il quale potrà utilizzare a tal fine i fondi destinati alla realizzazione delle opere. C'era su questo problema una doppia richiesta di commissione ma non pagata dal comune ma dall'ISI. Noi riteniamo questo sbagliato perché un passaggio di questo genere non darebbe autonomia complessiva alla commissione. Per cui siccome nell'ambito del piano finanziario previsto la progettazione prevediamo anche la spesa per l'alta vigilanza che sarà di competenza totale del comune, quei fondi verranno destinati per i fondi delle opere. Quindi, ripeto, l'articolo valutazione di impatto ambientale con partecipazione e verifica diretta del comune attraverso la commissione di esperti nominata dal concedente, che era mi pare la proposta che è stata più che facesse non che verificasse un impatto ambientale parlare. E verifica, vuol dire verificare un impatto naturale. Noi no, dobbiamo essere loro
una verifica in italiano non ha un significato ben particolare, verifichiamo qualcosa fatto male. Siamo qua a dire la stessa cosa, probabilmente esprimendo in termini diversi. Per cui, siccome tu hai una proposta più articolata, io ti prego di dettare. L'altra volta l'avevo dettata, ora potete cambiare un po', ma per me non vanno bene, la partecipazione potrebbe essere. Non mi va bene la parola verifica. Va bene, allora, con partecipazione del comune attraverso la commissione di esperti nominati Attraverso l'elaborazione dello studio di via, mediante convenzione con un organo tecnico qualificato che risponda direttamente al Consiglio Comunale, non alla società castale. Cioè io chiedo che lo studio di via, la società castale si faccia il suo. Noi ne faremo un nostro, per esempio dello studio del cibo, la stessa cosa deve insegnarci qualcosa. Sì, lei l'ha fatto un studio, noi l'abbiamo contestato, ma con lo studio nostro, non esaminando lo studio, non verificando lo studio di altri, ma che sia direttamente uno studio fatto da noi, indipendentemente dalla società castale. Bene, allora andiamo attraverso Valutazione di uno studio di parlamentare attraverso incarico, convenzione, con uno studio tecnico uno studio tecnico qualificato che risponda direttamente all'amministrazione comunale. Cioè in convenzione ci deve essere un incarico per uno studio, questo incarico per uno studio di valutazione di impatto ambientale da concedere, da convenzionare con uno studio tecnico qualificato che ne risponde direttamente al comune. Per studio tecnico si intende un gruppo di professionisti associati che fanno uno studio di questo genere. Sì, ce ne sono tanti Sì, altri. sì, Però la mia preoccupazione è una commissione nominata da noi o uno studio, un altro studio quale potrebbe uscire dalla finestra, cioè uscire dalla porta, cascare per entrare dalla finestra, se sono loro. Abbiamo capito la preoccupazione, vogliamo solo Completamente al di fuori della loro. chiarire il significato di studio tecnico, perché lo studio è lo studio materiale, la carta che si produce, oppure è un gruppo di persone che è un'associazione specializzata di più professionisti probabilmente. Allora, Sì, ho capito. allora facciamo attraverso incarico con tecnici qualificati, perché con uno studio? Perché non voglio i tecnici qualificati, rimangono alla libera scelta. Perché dici non c'è solo? Perché c'è uno solo, uno. Esistono almeno ma potrebbe essere un centro universitario, potrebbe essere un'università di Italia, potrebbe essere un Studio tecnico è uno che ha uno studio dove c'è tutto l'edilizio. Siamo privati. Quindi è studi proprio università. Allora, Io non ho contrario, però un gruppo di lavoro che poi si può ridurre anche uno studio, questo non è che io dico studio in modo che siano tecnici che mi possono dimostrare. Noi tecnici abbiamo parlato della scala, cioè la tecnica che mi possono dimostrare, fino ad oggi ho fatto questo studio. Cioè abbiamo quella è una questione di scelta. allora attraverso incarico di equipe di esperti, scusa, tu hai citato l'esempio nostro professore Salomone, però quello del cibo, abbiamo nominato un'equipe di tecnici qualificati nell'ambito del settore, siamo già d'accordo, era quello il senso, anche se, attenzione, siccome questa delibera va anche approvata, molto precisato, stiamo attenti, perché il concessionario ha diritto a proprietà, perché per quello non parla di la verifica comunque per legge si è tenuta a fare anche solo lo studio. Ma quella la possiamo fare alla limite, Perché dici tu? Prima, no, posteriori chiaramente, quindi c'è una verifica. Sì, siamo.
Allora, attraverso il carico ad un'equipe di professionisti qualificati che rispondono direttamente all'amministrazione comunale. Va bene? Una commissione, Aspetta, un'equipe invece è una cosa che presenta una faccenda, che si fa pagare il lavoro e che quindi La commissione fa pagare. Quando a pagare sia la commissione che mi sembra che abbia un'altra veste la commissione. nella commissione possono fare O sono tecnici di nostra fiducia o è una commissione così, che ha una commissione non progetto, una commissione non fa progetti. perché uno studio non c'è la discrezionalità nella scelta dei commissari, lo studio a me mi va bene, lo studio di Milano, quello di Verona, quello straniero, perché mi porta dentro tutta la professionalità come chi che scelta lavoro, non scelta lavoro. E allora facciamo così, chiamiamo l'azienda specializzata in questo settore. Un'azienda specializzata di studi di fatto ambientale, non esiste solo la casata. Quindi può essere In questo senso un'azienda poi può ridursi anche a 11 persone. a quel punto la nomina dei commissari, la commissione è soggettiva nostra, cioè il consiglio comunale, la maggioranza, la minoranza, come vogliamo, all'improvviso decide quello mi va bene, quello no, quell'altro va bene, quello no. E lì diventa, secondo me, ci assumiamo ancora un'altra responsabilità, per quelli che presentiamo sono indotti, anche nella scelta dei clienti. ma guarda che quindi le cose poi tornano, se diciamo E che invece dico, noi sappiamo che quello studio ha fatto quel tipo di lavoro, la discrezionalità nostra è anche vedere che lavori ha fatto. Lì possiamo anche vedere dove è agito, se è agito su Ford, se è agito su elettrodotti. E a quel punto ecco, scegliamo quello che secondo noi corrisponde meglio a una. E lì si può dire che è buono, ma noi sappiamo tutti gli studi fanno. Quale termine dobbiamo inserire? Per me è studio, è uno studio tecnico specializzato. Mettiamo studio tecnico specializzato, non cambia niente. Proprio per evitare ancora un'ulteriore responsabilità, già ci stiamo dando tante, forse superiori alle nostre forze addirittura, vista la vastità del progetto. A quel punto anche la scelta dei commissari è un'altra fase di responsabilità, fase che probabilmente la scelta di già un'equipe già formata, ormai gli impatti ambientali si fanno delle equipe. allora abbiamo detto valutazione impatto ambientale con partecipazione e Quindi quindi le convenzioni di incarico con uno studio attraverso il carico convenzione, salutare l'Italia, con uno studio tecnico qualificato che risponde direttamente all'amministrazione comunale. Preso gli oneri relativi, perché questo è un po' importante, perché poi si rispondono non a chi nomina ma a chi paga l'esperienza. Sì. Rileggo. Gli oneri relativi alla funzione della commissione di esperti saranno a carico del concedente, il quale potrà utilizzare a tal fine i fondi destinati alla realizzazione dell'opera. Non si toglie però l'altro punto che è importantissimo e che i ambientalisti hanno richiesto di non togliere perché è fondamentale, fatta la loro esigenza, definizione della soluzione ottimale e mitigazione degli impatti. I progetti, guardiamo la prima fase, i progetti, tutti gli elaborati previsti, dovranno essere approvati dal concedente, dal comune, entro 120 giorni dal momento della presentazione. L'altra volta si faceva il discorso dei 60 giorni insufficienti a. Allora mettiamo una deroga rispetto al caso del urbanismo che dice no, sempre al primo, in convenzione. Aggiungere all'articolo, sempre al punto finale della seconda fase, dopo l'ultimo comma Della prima fase. della prima fase. Prima fase, prima della seconda. Tutti gli elaborati progetti previsti compreso nel piano finanziamento. Ancora, quindi altri rilievi sul primo. essere approvata nella prima fase del 120 giorni.
Le priorità, l'ultimo, penultimo punto, le priorità delle opere da realizzare saranno determinate dal concedente sulla base del piano finanziario approvato. No, articolo 2. C'è dei problemi, se questi fanno solo cose poi se ne vanno, allora problema. Le priorità delle opere da realizzare saranno determinate dal concedente. Proprio così. Sulla base del piano finanziario approvato alla prima fase. Questa è una cosa un po' pesante, è un diktat. Ho detto, il Consiglio Comunale, se è unanime ed è alla voce delle forze politiche per esporre una cosa del genere, noi siamo preparati di proporre, perché questo taglia la testa al topo, cioè questo non lascia possibilità di alito di dubbio. Però è un diktat, cioè un'imposizione che stiamo noi determinando. Siccome la convenzione si firma tra due, basta, non è che lo firma una sola. E siccome noi non siamo i più furbi del mondo, non sono i più furbi di noi, stiamo dicendo che questo è per esempio un impegno politico, oltre che amministrativo, di grande supporto, per l'altro non è che abbiamo sempre avuto questo supporto amministrativo necessario per questa fase. Anche noi il segretario non può essere presente perché c'è già a capire anche alcuni meccanismi perché il capo amministrativo non ci sono era una produzione di Guarda, quella del campo amministrativo. no, la priorità delle opere. Per quanto riguarda la preparazione del progetto, la priorità di tutti assieme, Abbiamo detto, fermo restando il carattere unitario, questo è specificato l'ultimo punto della legislatura. No, diciamo, ammettiamo che facciamo due punti, si completa. Il primo finanziamento sia di 5 miliardi, perché non credo che si possano fare 30 miliardi stasera. Io ritengo di no, quindi di miliardi si parla sempre di queste cose. Io sono del parere, rimango convinto che noi non avremo 30 miliardi, che questa è la somma massima prevista per le opere, ne avremo di meno e bisogna già dire le cose come sono, perché ho sentito parlare di 50, di 100. Noi avremo massimo, perché ne avremo meno di quelli pochi, perché nel pacchetto complessivo Salvetti, il comitato tecnico regionale sta esaminando adesso la fine di luglio esaminerà le proposte e se non ci arriviamo un report esaminerà alcune la nostra. Il complesso degli interventi è molto limitante per la provincia di Luisana, come se sarà la Cenerentola di turno dove andremo a prendere gli spicci. Questa battaglia comune che i partiti hanno fatto, noi la stiamo iniziando in Consiglio Comunale e chiediamo l'aiuto di tutti, anche delle organi di informazione, questo lo lavoriamo sempre. E su questo piano ho dato anche un grande esame della battaglia di Italia. E noi siamo soddisfatti qua. Va bene. Realizzazione delle opere. Parlando del problema della trasparenza e chiarezza amministrativa. Aggiunta alle le opere saranno realizzate dal concessionario nel rispetto della normativa vigente attraverso un consumo di situazioni temporali e sempre tipologie seguenti con la partecipazione delle imprese locali. Aggiunta la SPA si impegna a dichiarare al concedente prima della stipula della presente convenzione l'elenco delle imprese che fanno parte del consorzio di associazioni temporanee in armonia alle norme vigenti. Segretario, poi ce le dirà tutti i film, dal primo all'ultima. Interventi del concedente. Qui c'è un problema che non abbiamo chiarito bene l'altra volta, che fa il supporto per anche il segretario, sul problema delle aree. Ora, siccome noi prevediamo la massima parte degli interventi sulle aree comunali, essendo l'oggetto dell'intervento sul capo umano, quindi essendo proprietà comunale, non ce l'avamo con un problema. Il problema c'è della proprietà privata, perché c'è il problema della struttura agricola. Noi prevediamo, con ipotesi della struttura agricola per la raccolta, la trasformazione
dei prodotti dell'agricoltura ubicata nel territorio di San Domingo, paese. Col tecnico e con le equipi del piano hanno avuto un incontro proprio per chiarirci ancora meglio questa situazione. Ed è emerso un problema che potrebbe non essere su area comunale, essendo su area a una distanza troppo vicina a San Vero per indicare una struttura produttiva di questo caso. Perché i punti di vendita dei prodotti locali sono nella marina, ma la sede della raccolta, trasformazione dei prodotti agricoli e in genere dei prodotti locali, il tecnico proponeva ad una distanza, mi pare ricordare bene, dice 800 km, oltre un chilometro dal paese, proprio per una normativa generale su questa cosa. Ora, a una distanza di 1 chilometro dal paese ci sono aree private. Allora, gli interventi del concedente. Il concedente si impegna a individuare e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie a rendere disponibile al concessionario le aree di insediamento di sua proprietà e a consentire la declinazione delle opere. Poi torniamo sulle aree private nel disciplinare, per essere studiati, al penultimo comma dell'articolo 22, dove diciamo: nel caso le aree siano di proprietà dei privati, le procedure di esproprio dovrà essere curata sin dalla fase della progettazione delle opere nell'iter procedurale successivo dal concessionario, per un motivo molto semplice, perché se nel caso ci siano questioni come queste che un altro unico che abbiamo assegnato anche per Roma può vantarci, ormai questi gruppi non sono più un problema per nessuno, perché le aree sono pagate sempre bene come una famiglia. Quindi sto dicendo che perché per il concessionario non dicono che non è procurato le aree interne, le aree cioè le strutture sono previste in progetto e sono fatte dal soggetto del concessionario. Articolo che è già stato corretto, quindi anche viene tolto e viene tolto anche comunque, e questa è una aggiunta per essere ancora più chiaro. Nel caso in cui il procedimento sia parte della facoltà, sarà comunque, no, vogliamo anche comunque, sarà corrisposto al concessionario indennizzo che dovrà tenere conto soltanto dell'apporto finanziario. Tolto anche comunque. Disciplinare il problema dell'acquisizione, della differenza tra acquisire finanziamenti e averli realmente disponibili. Problema sollevato nell'ultima seduta. Allora, a pagina, all'articolo 3, proprio all'inizio di pagina, è subordinata all'acquisizione di finanziamenti. Allora noi correggiamo, non acquisizione, ma certezza di effettiva erogazione dei finanziamenti. Questo è il termine giusto. Certezza dell'effettiva erogazione dei finanziamenti. Poi ci torniamo per chiarire ancora questo concetto. Per rispondere all'osservazione fatta dalla LIC, la gestione potrà essere affidata a tecnici, è vero, ma solo dopo previa autorizzazione del concedente, fermo restando la responsabilità concessionaria. È previsto l'articolo 10, è saltato nell'ultimo comma dell'articolo 10 e lo diceva espressamente, lo diceva chiaramente espressamente, salvo, fermo restando la responsabilità del concessionario. L'articolo 6 del disciplinare c'era questo conseguimento dei finanziamenti non è contro la conseguimento che deve essere preso. Abbiamo detto no, l'effettiva viene sempre corretto viene corretto in tutte le parti, segretario per la nota per cortesia, tutti i punti dove c'è scritta acquisizione di finanziamento siamo già rimasti d'accordo, Qua c'è conseguimento. il termine
lei la disponibilità materiale dei quattrini non ce l'ha, però è sicuro che come manda lo stato d'avanzamento alla Cassa Depositi e Prestiti o manda la parcella del professionista alla Cassa Depositi e Prestiti, tempo 20 giorni, tempo materiale, rispettamento delle pratiche burocratiche, i quattrini è qui. Quindi cioè, non vincoliamo molto le procedure in maniera già molte volte sono vincolate di per sé, vincoliamo ulteriormente, le rendiamo inoperose, cioè non utilizzabili. Già in Italia siamo ferraginosi, infatti se noi ci aggiungiamo dei vincoli, questo è un parere, poi spese comuni o spese dei bilanci comunali, o se i soldi arrivano quando siamo in casa di questi, qua siamo soldi nazionali, siamo in una forma diversa. E nel momento in cui, qua dice il capitolo dice, il punto dice questo, articolo di acconto, entro 30 giorni, articolo 6, modalità di pagamento, titolo di acconto, secondo comma, articolo di acconto, entro 30 giorni dal conseguimento dei finanziamenti verrà corrisposto un ammontare pari al 30% del compenso presunto risultato dal progetto esecutivo. Questo è un procedimento, non è un procedimento. Allora come lo chiamo? Cioè non è chiaro, Se non i soldi non ti pagano, E quindi se non i soldi accreditati. poi accredita. Allora, da conseguimento io posso fare un riferimento proprio alla fase della liquidità, cioè i 30 giorni li faccio decorrere dal momento in cui io ho disponibili, ecco, questo è giustissimo. quindi accreditamento. Se vogliamo la credito va bene. Quindi la disponibilità liquida del finanziamento. torniamo alla liquidità. Sì, qui liquidità, è giustissimo. Allora dalla Disponibilità, L'articolo 6, l'articolo 6, primo capo, cioè secondo capoverso, 1, 2, sì, terzo la comma, prima linea. ecco, entro 30 giorni del conseguimento dei finanziamenti avrà corrisposto a montare pari al 30% del compenso presunto risultante dal progetto esecutivo. Allora adesso vediamo, 30 giorni dall'effettivo, vediamo proprio di accreditamento, accreditamento dei fondi. siamo andati avanti. Dall'effettivo accreditamento dei fondi cancelliamo questo aspetto dal conseguimento dei finanziamenti, perché effettivamente è molto vago. Conseguire un finanziamento può essere anche una promessa di finanziamento. Quella del CIPE con cui dare finanziamento è un dato che aspetta 3 anni a dare risposta. Questo è giustissimo. Va bene, No, ecco, volevo ancora chiedere però, qua tutto quello che ne consegue, gli ulteriori conguagli, eccetera, sono sempre legati all'effettivo accreditamento o no? Perché mi sembra solo il primo punto, racconto, diventa legato all'accreditamento dei fondi. Se poi i controlli sono varianti, lo chiediamo sempre a ulteriori soldi. no, lo vincoliamo anche questo Dobbiamo osservare. del collaudo finale. Dobbiamo Entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo finale, nell'ipotesi i fondi siano già disponibili. qui ci rimane un'arma perché potrebbe approvare che abbiamo i soldi, anche se però perché i diritti tecnici obbligano il comune a collaudare, se no perché il commissario fa. Per cui io ritengo di legare all'effettiva disponibilità finanziaria tutto lo Però se guardi il primo comma, che interessa tutto le parti anche del pagamento, se saranno effettivamente disponibili. solo Però dopo si contraddice, dico, per evitare questa contraddizione, non solo. Si era effettivamente disponibili, c'è la disponibilità liquida o la disponibilità del CIPE. quindi disponibilità liquida, cioè disponibilità di fondi da parte del comune, nel senso che il comune può emettere dei mandati di pagamento per il pagamento, quindi qui bisogna fare riferimento alla disponibilità materiale dei quadrini. Allora certamente. Vabbè, allora diciamo Qualunque comune tra l'altro. C'è qualunque qualunque nome, quindi non è
rafforzativo. Oppure togliamo dal conseguimento e rafforziamo la prima parte, ogni pagamento verrà effettuato solo quando c'era della effettiva disponibilità finanziaria, Non va bene così, è rafforzativo, così sembra, sono due periodi che si va. La prima e il secondo. Perché c'è un'altra cosa, appunto due, chiede che il comune dia un'anticipazione delle opere di interpretazione di fideiussione. O per esempio la fideiussione con dei soldi non ce l'ho. Fai al 10%. Fai al 10%. Dei soldi per chi? Dirò quelli che mi hanno dato. All'atto della consegna il concedente corrisponderà al concessionario un'anticipazione pari al 10% dell'importo delle opere dietro presentazione di una fideiussione formulata ai sensi dell'articolo 1944 primo comma del codice civile. È una cosa per lo Ancora c'è un altro punto che è venuto attraverso la discussione che abbiamo avuto il segretario ultimamente e che è passata inosservata, che però secondo lui è meglio precisare subito la legge generale dice l'ultimo comma, articolo 11. In caso di revoca della concessione per motivate ragioni di interesse pubblico, in sede di liquidazione dell'effettivo, questo sarà dovuto per lavori effettivamente eseguiti aumentato del 10%. Dell'importo corrispondente alla parte sarà mancata che raggiunge completamente cancelliamo direttamente questa, perché il segretario ci ricorda che è una normativa generale che regola la materia del fatto. Quindi non manca completamente perché non c'era niente, cancelliamo tutto il caso di revoca, tutto. sì, tutto l'ultimo. Lo stesso, dopo il concedente eserciterà la funzione di alta vigilanza sulla progettazione e sui lavori di costruzione mediante un supervisore appositamente nominato dal concedente stesso. Il concedente quindi eserciterà in tal modo ogni primato, eccetera, eccetera, poi arriviamo alla direzione dei lavori. La direzione dei lavori volevo fare una precisazione a proposito dell'articolo 15. Cioè bisogna prendere per buono il fatto che un supervisore può intendere un'equipe di persone oppure una persona singola, perché nell'articolo 10 della convenzione si parla di un'equipe di persone. Però lì parla di persone, qui è definizione, qui parla di alta vigilanza. E quindi c'è Il questa singolare è determinato per singolare riferito ad alta vigilanza. E poi se di più o uno supervisore, perché altrimenti andrebbe in contraddizione. no, uno è la funzione e uno è la persona. Come l'articolo 10 della convenzione si parla di uno o più, potrebbe anche qui la seconda riga ricordare mediante uno o più supervisori. La seconda riga dell'articolo 15. Un supervisore. Parla più di un supervisore, mentre l'articolo 10 della convenzione parla di Più l'azione di supervisore. È la funzione. Però c'è la detto l'articolo 10 della L'urgente controllo non La funzione. Alla voce direzione del lavoro compete concessionario si aggiunge si termina tale compito, che l'articolo 15, 1, 2, 3, 4, tale compito c'è scritto, nel quale dovrà essere espresso, sui quali dovrà essere espresso il gradimento dell'amministrazione anche sulla direzione della stazione. Perché giustifica il gradimento, direzione del lavoro, gradimento, commissione, tutto totale un'area. Mentre l'alta vigilanza è di sola nomina comunale. E arriviamo alla partita di confuso dell'articolo 18. programmi e tempi di esecuzione tornano sul punto dell'articolo. Adempimenti relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori della Verona in termini sottoscritti. Progettazione. La gestione dei progetti esecutivi deve essere completata e gli elaborati con la
suddetto progetto esecutivo dovrà essere approvato il progetto nel termine di 60 giorni dalla progettazione. Cioè al limite, se noi cominciamo a pensare che possiamo fare una riunione del Consiglio Comunale direttamente convocata delle utenti tecnici per avere la possibilità di esaminare bene il progetto. 60 giorni sono talmente pochi, perché dal momento in cui noi riceviamo il progetto abbiamo 60 giorni per dare la risposta. Innanzitutto vorrei dire questo, che nel progetto questa è un'altra fase. Allora, ci sono 4 fasi. La prima fase è quella di tutti gli elaborati, di tutti i progetti di massima, che deve essere con impatto ambientale approvato dal Consiglio Comunale entro 130 giorni. Il progetto esecutivo che cosa? È il risultato di tutti gli studi, di tutti gli elaborati del progetto di massima che lavoriamo. Quindi i tempi per il progetto esecutivo sono diversi, però se li vogliamo aggiungere guardi c'è segreto da presentare, cioè oggi la redazione del progetto ovviamente le saranno fasi dovranno essere consegnati al procedente entro 6 mesi dalla stipula del progetto. certo, questo non va bene. altrimenti non li vinco in questo non possono portare domani e in 60 giorni al nostro carico che seguono. ho capito, adesso la proposta aumenta i tempi, va bene. Allora Probabilmente si è riferito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, non al completamento definitivo dell'iter procedurale di approvazione. Quindi, secondo me vuol dire che entro 60 giorni questa cosa deve essere presentata al Consiglio Comunale, qua il Consiglio Dovrà Comunale essere approvata. il Consiglio Comunale deve approvare o respingere. Poi rimangono fatisanti i termini ulteriormente necessari per avere le approvazioni da parte degli altri organi preposti in controllo. Successivamente il procedimento di oltre parere l'approvazione di tesoro per dato delle eventuali giurisdizioni ma in 60 giorni, cioè qua se in 8 mesi ci dovrebbe essere delle fasi per l'esecuzione dell'opera. Cioè, come parole, da oggi a non si vede il dubbio risolto che sia già un progetto nuovo, parliamo chiaro, o copia dell'altro progetto, questo dubbio c'è il primo giorno che abbiamo portato il progetto esista già, non solo il paracassetto ma esista già. Parliamo un po', non stiamo lì a giocare con le altre cose. Il progetto esista già. E se ce l'hanno, bravi loro che si sono fatti con dico, quello se lo presentassero anche domani, il loro progetto esecutivo, vuol dire che l'hanno fatto, sono bravi. loro non possono presentare nessun progetto esecutivo. La data di stipula loro entro 120 giorni sono obbligati a presentare il progetto esecutivo. C'è scritto Ma loro mi devono presentare prima, la prima fase, e c'è ancora, vuol dire che con l'acqua alla gola perché non fa sapere 120 allora come mettiamo un dire? Quanto pesa? Perché parlare, perché partire dal punto del riferimento all'articolo della io dico, 6 mesi dall'approvazione della fase precedente, non per piccola preliminare. perché altrimenti si rischia di rifare gli ultimi giorni Siamo stati in mezzo. la seconda fase deve comunque ha una scadenza di 60 giorni. Loro hanno 120 giorni. No, sembra che dopo che finita questa persona il Consiglio Comunale a lui con i soldi, tu hai tutte un sacco di garanzie che io non conosco e mi fa piacere che dice No, nessuna. io ti dico invece la mia sensazione è che questa delibera va al comitato di controllo, dopo sarà l'approvazione, la diranno al comitato tecnico regionale, abbiamo già noi, poi diranno anche al comitato tecnico regionale, il quale darà il suo parere e dopo tutto questo passaggio sarà passato l'estate, sarà una delega alla città. Dopo, che sarà l'anno prossimo a parlare delle cose, per quello che non nessuno. Se le parole hanno un senso e se il sindaco sul nostro organizzazione deve firmare questa cosa, qua dice la relazione del progetto esecutivo dovrà essere completata e gli elaborati dovranno essere consegnati al concedente entro 6 mesi dalla data di stipula del progetto. Punto e a capo. Cioè vuol dire finanziamenti o non finanziamenti, approvazione di comitato o non comitato, tutte queste cose. 120 giorni loro possono e devono dare la vita. Presentare 120 giorni. Va bene, detto prima, non la data di stipula del progetto, la data di elaborazione della fase precedente.
sia la prima fase. La fase precedente, no? Perché non lo so, il progetto per la terza fase. Dalla prima fase, c'è la seconda. Della fase antecedente. Attenzione che c'è la questione finanziaria. No, vedete su cui la terza fase, una volta così il finanziamento, tenuta l'approvazione del progetto eseguito del piano finanziario, concedente assessoramenti territoriali, organizzazioni, eccetera, progetto esecutivo della terza fase. No, ottenuta l'approvazione del progetto, Diciamo la seconda. La seconda. parallelamente al Presidente del Comune che procederà all'affrontamento del progetto esecutivo. Ecco. Quindi, prima fase, quindi te ci Una fase in cui tutti ci siamo già dati l'altra correzione. Anzi, c'è un momento dopo a seguire dalla prima fase. allora, C'è solo una cosa che a me preoccupa. Dovrebbero essere dei progetti sottoposti all'approvazione che fanno parte dell'ambiente, che è un parere che deve intercorrere precedentemente all'approvazione del progetto e per un'esperienza diretta che va a corso mi pare che sono trascorsi un anno e mezzo, 2 anni, dove forse è un momento particolare. no, sono lungi, Questo magari sono progettini di fase che ci arrivano dopo anche dopo, quindi possiamo immaginare quali contenuti. comunque potrebbe esserci una cosa, nel senso che il Consiglio Comunale potrebbe esaminare interlocutoriamente l'elaborato, non lo ritiene presentato al Comune. Se il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente, il progetto va alla tutela dell'ambiente, come rientra dalla tutela dell'ambiente, viene ufficialmente presentato al Comune e da quel momento, dalla presentazione ufficiale, decorrono i 60 giorni per l'approvazione, per la presentazione e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Dunque possiamo scrivere così diciamo la procedente entro 6 mesi, siccome sono entro, entro 6 mesi dalla data di approvazione di cui alla prima fase. Dalla data di approvazione della fase che è prima fase, attenzione, la prima fase, è la prima precedente, perché non ho ancora dato per... è la prima fase, perché devono passare attraverso 4 approvazioni, la prima fase che abbiamo dato 120 giorni, la seconda fase che adesso abbiamo dato altri 60 giorni. Possiamo andare all'articolo 17 e 18. Possiamo andare all'articolo 18. Allora, problema numero 1. Noi dobbiamo indicare tanto la priorità quanto il problema della gestione, in modo che il territorio venga da noi gestito, che questo è il problema principale. Infatti noi non dobbiamo prendere nessuno su questo, perché risponde a osservazioni fatte. Il Consiglio Comunale non deve nessuno, né l'associazione, né nessuno, assolutamente per crederci leggere la relazione programmatica legata approvata a caso studio. Il problema era della gestione, cioè quanto di fondi propri mette la società, perché la seconda della gestione. Allora, questo articolo al comma 1, 2, 3, 4, al quinto comma viene così detto: la quota dei fondi impiegati in corso dal concessionario non potrà essere superiore agli introiti conseguibili nel periodo di durata massima della gestione prevista in 5 anni, nel rispetto del principio
dalla dotazione dell'intervento è che il programma di gestione non deve comportare esubero di costi, ma consentire di realizzare utili dal punto di vista economico. Cioè praticamente possono loro mettere in proprio tanto quanto possono ricavare, quindi visto la schema finanziaria, nella gestione, dalla gestione di 5 anni. Quindi la durata massima della gestione che vediamo in tutti i sensi è di 5 anni comunque. Questo è un fatto molto valorativo da parte del comune, però non dobbiamo nasconderci che anche il fatto che limita comunque la possibilità di finanziamento. Forse sarebbe un esempio a questo punto qua fare una discussione, fare un esempio di cifre, proprio per dare l'idea esatta di questo rapporto all'articolo. Cioè, attraverso delle cifre, fare un esempio proprio concreto. Non lo so, la società ottiene 30 miliardi dallo Stato, aggiunge 5 miliardi perché deve ancora sostenere il costo dei soldi a opere che deve ancora fare. Questi 5 miliardi praticamente dovrebbero allora essere il costo che comunque dovrebbe in questo caso sopportare per ammortizzare, per riscattare la gestione dell'opera. Ci siamo. Se invece appunto succede che noi con questo articolo qua limitiamo l'importo che la società può apportare come suo proprio, il discorso cambia completamente. Cioè, un limite che stiamo dando un limite. Però che si sappia che questa garanzia ulteriore del comune per la gestione delle opere ha un aspetto negativo, perché l'apporto che darà comunque sarà limitare. Però per me è negativo. Non ricordo che quella società corporatrice sappiamo benissimo, Però c'è anche questo, io penso che per avere questa clausola non più tanto c'è il fatto che non permettiamo di pagare la gestione di queste opere, e poi c'è anche un altro fatto. In questo modo la società è anche portata a cercare finanziamenti anziché mettere i propri soldi, per cui non c'è per prendersi la gestione. In questo modo politicamente non siamo costretti a restituire i finanziamenti. È quella di più l'aspetto più positivo, l'iniziativa nasce di Milano, nel senso che non dovrà essere attraverso la regolazione del comune o che il comune deve andare a cercare i quattrini per tenere in piedi, deve produrre tempo, cioè c'è da parte un criterio imprenditoriale di azienda privata a pensare che proprio non vedo solo perché dico speriamo che sia effettivamente così, ma è di difficile attuazione, almeno una conoscenza che io ne ho per che mi va. Io stavo dicendo un principio che questo è un cambiamento di una linea che però deve essere fatto per dare un scomunale del rapporto politico, perché la regione è riuscita solo in parte in una convenzione facendo la propria a far modificare alcuni articoli del piano di edilizia sanitaria di Sardegna. La giunta regionale, noi stiamo modificando 12, quindi stiamo dicendo che non creiamo illusioni inutili, facciamo una battaglia politica un po' coraggiosa, perché è un cambiamento radicale, in modo anche di intendere la cosa che non è la ragione. No, per non arrivare poi lì essere bocciata e poi dire per tirare troppo dura la cosa. Cosa umana deve essere stata questo è un caso. anche perché secondo me il fatto gestionale, noi ci stiamo fermando molto sul fatto che questo è fondamentale, però il fatto gestionale ci deve preoccupare altrettanto del fatto che, cioè, siccome la storia insegna, pensiamo al decennio del porticciolo di Stano, che poi ha abbandonato se stesso, non sempre riuscito a dover gestire, ma soprattutto mi ha preoccupato l'articolo sul rilassato di oggi,
primo comma, per rispondere anche alla DV, è facoltà del concessionario per essi di tempo una gestione previa autorizzazione del concedente, che è ripetuta, l'avevamo già detto, ferma restante la sua responsabilità nei confronti dell'amministrazione concedente. Chiaro? Quindi deve essere previa autorizzazione del concedente. Il comma, allora i corsi. Bisogna specificare i corsi di formazione, se famoso corso di formazione personale che sarà preposto per la gestione che si terrà nel comune Santa eccetera. I corsi avranno inizio contestualmente alla data di avvio dei lavori dell'opera accordata. Perché viene specificato questo, proprio perché come la durata che si va alle opere si prevede un certo tipo, è giusto che i corsi inizino all'avvio dei lavori. Perché così in 5 anni fai i corsi. Per non fare i corsi appena per quando però è tutto terminato, altrimenti ritorniamo al problema di venire di molto della gestione. Cioè tu fai le opere e poi inizi i corsi. E allora i corsi hanno una durata di un anno, come lo so. Però c'è questo, dobbiamo utilizzare illusioni quelli che partecipano ai corsi, perché noi facciamo un corso da dire le opere, 5 anni, 4 anni, Oh, scusa, i corsi sono no, di un anno. no, il concessionario ha l'onere di predisporre 6 corsi di formazione personale che sarà proporzionale della gestione. Ciascun corso avrà la durata di un anno e sarà finalizzata all'istruzione del personale che il comune indicherà per la definitiva gestione dell'opera. Quindi tu hai ipotesi 5 anni di costruzione dell'opera. Come avvii l'opera, inizi i corsi. Tu in 5 anni Sono corsi annuali, non possono essere ripetuti sulle stesse persone. adesso non possiamo anche decidere quale persona devono far parte. No, ma sto dicendo ereditare le illusioni è pericoloso. Cioè prima o poi, nell'anno 92 inizia le opere, nell'anno 92 ci sarà il primo corso. Le opere terminano nell'anno 96, 98, questo significa. Nell'anno 98, nell'anno 98 veniva fatto il primo corso, nel 92 sono già indicati come erano fatti. L'avevo interpretato nel senso, scusi. Sì, ma L'avevo interpretato nel senso che quindi fanno il corso, inizia la prima della castagna, nella gestione, no? Li tiene in suggerazione fino alla... come fa la perché trascorrono... Ci sono anche opere della gestione, no. ma scusa, vediamo però. Come quel comma precedente che abbiamo detto, le opere di priorità sulle opere per la decisione. Chi l'ha detto? Basta fare chiaro con quelli che fanno i corsi, chiaramente. Sì, e poi chi l'ha detto che sarà quello? Probabilmente sarà l'area attrezzata, per primo sarà un'altra cosa, che dopo l'iniziativa della gestione deve avvenire subito. O sarà un'altra questione. E ascolteremo questa registrazione, la prima opera sarà il forno, al 99,9%. Se la seconda sono le altre va benissimo. Mi auguro. Insomma, la parola che stiamo dicendo è un giorno per dire che già oppure lo dobbiamo fare. Poi una cosa Adesso che ci cucina anche la deliberazione, segretario. una cosa è vedere che nei 10 anni È una cosa rivoluzionaria, per cui l'osservazione è molto facile che ce ne stia. Cioè, per noi stati è rivoluzionaria, sebbene è proprio perché è chiaro che ci si deve fare. Se non è la prima cosa. ma poi io penso che non sia un grosso problema della dependenza, perché chi fa il corso il primo anno avrà preso le nozioni che permetteranno di avere la progressione di parte. Poi quando inizieranno i lavori effettivi di gestione, lì non è che deve apprendere, deve solo mettere in pratica quello che già sa, avendo che si è formato. E non penso che probabilmente dei primi anni sulla gestione sarà della società. Diciamo che andranno assieme uno impara dall'altro la messa in pratica di quello che impara politicamente. Punto terzo comma, viene cancellato integralmente, proposta. Non si dice che procedere cioè per il problema anche tra l'altro il nostro livello di bilancio e di garanzia che non possiamo neanche fare. La proposta è di cancellare definitivamente questa cosa. Io non ho osservato nel caso di quindi va bene, un'osservazione che sull'ultimo che fatta comunque stata la facoltà concedente di determinare ma complete per autonomia del territorio.
dell'amministrazione, la gestione del parco naturalistico di Capomano è riservata interamente al concedente, in quanto si tratta della sezione naturalistica del municipio di esclusiva competenza. Senza parlare di La gestione del parco è riservata interamente. no, non dipende di un pagamento del GPR. Se tu devi un finanziamento pubblico, questo non hanno diritto neppure a gestire per un giorno. Ora, quando si farà il piano di finanziamento, nel piano finanziario questo dovrebbe essere fatto un finanziamento, per cui loro non hanno diritto a pescare, quindi rinunceranno anche per 12 mesi per passo. Questo è aggiuntivo all'articolo 19. Sì, Questo è l'ultimo comma. È un nuovo. È un nuovo comma. La gestione del parco naturalistico della Questa era un'altra di quelle grosse perplessità, anche per me. Sulla gestione del parco di Siamo dettati. È riservata interamente al concedente, in quanto si tratta della sezione naturalistica del museo civico, della sezione naturalistica del museo civico, di esclusiva competenza del museo. Posso introdurre il documento perché in questo caso non è comprovabile. Non è comprovabile. Sì, Mario. appunto circa la specificazione, circa l'attuazione del parco naturalistico di Capomano. La gestione del parco naturalistico doveva per forza essere in mano al comune per pochi motivi. Il motivo principale che abbiamo già appunto messo come correzione è che costituisce una sezione integrante del museo civico, vedi la delibera del 3/10/1976. Sarebbe perciò inconcepibile una gestione non diretta dello stesso fondo. Quindi la proposta la società che realizza il parco, ma la gestione rimane al comune. Ci sono altri interventi, osservazioni? A me fa piacere constatare che i 5 giorni cambiano per riflessione. No, io sto facendo una constatazione. Se non ci fosse altro. No, sto facendo una constatazione che i 5 giorni di camera di riflessione, come avete visto, hanno portato a risultati notevolissimi, quello che non è stato fatto in tanti mesi. Siamo riusciti, lavorando alacremente, a fare in 5 giorni. Un piacere. Beniamino, sì. La discussione penso che una delle perplessità che sollevate nella precedente riunione qualcuna si è tolta. Probabilmente è stato un dialogo su cose che il sindaco permette, su cose concrete, un dialogo che è durato troppo poco, probabilmente è nato troppo tardi, perché forse se da prima avessimo cominciato a lavorare su questo fatto, non ci saremmo trovati altri, noi consiglieri, è vero, i cittadini che non hanno tempo, ma quelli che sono all'esterno, e qua il sindaco ha detto che è stato cesso e partecipazione dei gruppi politici ambientalisti. Mi dispiace per esempio della decisione, dell'opinione della Liga, sulla parlata solo stasera che non consiglio comunale. La verità non fa tempo a lei. Non piace così molto raro, mi dispiace questo fatto. Oltretutto mi dispiace anche la mancanza di qualsiasi tipo di parere da parte degli altri partiti politici non presenti in consiglio. Probabilmente qui sarebbe stato necessario anche un consenso più allargato da parte delle altre forze politiche. Ora non stiamo a cercare di dire la cosa di una cosa.
sindaco ha anche detto che se vedete la regia l'altra sera c'è il partito. Questo invece l'abbiamo detto per la riunione, ha detto sì, facciamo carico con l'energia iniziale, una fase iniziale, prospettate questa possibilità, abbiamo atto per la valutazione diversa, questa complessità è solo proprio parlare, però il segretario del partito non è che dà un senso appassionato anche perché sicuramente dopo siamo stati noi a discutere e portare avanti e il partito aveva fatto quelle sue caratteristiche. Il capogruppo della maggioranza ha chiesto un'unanimità sulla decisione. Un'unanimità tracciata non servirebbe a niente, non servirebbe a niente, ma un unanimismo solo per ottenere i finanziamenti. L'unanimità se nasce perché esiste una convinzione su un qualcosa. La convinzione che da parte mia, e parlo a titolo esclusivamente personale, ancora non è del tutto tranquilla. Mi fa paura del tipo di opera da quale però capisco anche che in questa fase ci sono le necessità di mandare avanti con una certa rapidità delle richieste di finanziamento. Una cosa è certa, chiederò in questo momento del mio impegno a chiedere che i progetti definitivi, anzi fin dalla prima fase vengano portati in pubblicazione, perché sia il Paese a decidere se quei progetti non vengono valorizzati, abbiamo il conforto massimo di quello che succede dopo. La consultazione sia in quel caso, perché ora questo potete siamo ancora in una fase iniziale, quella della richiesta di finanziamento, quella dell'individuazione di cifre. Abbiamo sempre una grossa responsabilità, quello che mandiamo un piano di cantiere, la parte iniziale di un progetto grosso, veramente grosso. Per la provincia forse uno dei più grossi, salvo quello del Puglia che sta facendo una miseria, sono più fortunati. Però è veramente un grosso evento che può incidere non tanto nel comune di Sanremo ma in tutto l'ambito provinciale. Però chiedo veramente dei progetti esecutivi, addirittura la prima fase, la valutazione di impatto ambientale, per dare a noi certezze, ma soprattutto per tranquillizzare il resto della popolazione cittadina, venga presentato e venga discusso in una pubblica assemblea. Secondo me questo potrebbe essere un punto qualificante nel proseguo della vita. E io fin da ora dico che mi rifiuterò di esaminare qualsiasi tipo di progetto se prima non avrà una discussione in pubblica assemblea. Rimane la mia curiosità sulla localizzazione del sito, quando si parla di progetti, ma soprattutto quando vediamo la popolazione del mappa ambientale, potremmo esprimere un parere ancora meglio. Forse a questo progetto, avendo superato soprattutto quelle dei parlamentari, ma anche altri di ordine finanziari, di ordine di gestione che erano stati oggetto anche del mio precedente intervento di una precedenza. Ripeto, da questo momento non dobbiamo più essere qui, deve essere la volontà di vedere come essere specialmente solo a quel momento che sentirò di prendere decisioni, quello che è la grandezza del Ci sono altri interventi? Prego. Siccome il consigliere ha fatto una proposta che secondo me lo corso per cosa che diciamo, ma poi a partire non essendoci una decisione dell'Assemblea, rischiamo non per colpa nostra, ma per la dimenticanza di non ricordarla. Ed è proprio una proposta che io condivido e ho lasciato stare alla fine dell'intervento, laddove qualcuno si lamentava della mancata consultazione. Io posso dire che quando non è il Consiglio Comunale in un partito non è mai stato consultato per nessuno.
la fase decisiva. Allora, questa proposta io la trasformerei in un ordine del giorno, con dopo il Consiglio Comunale prende formale impegno di esaminare i progetti presentati in una pubblica assemblea, tutti i progetti da presentare, dall'inizio, dalla lettera A dell'articolo 1, dall'inizio prende formale impegno che verrà sancito con il giorno che si deve votare di questo, che l'Assemblea civica, l'Assemblea popolare, risponde che qualsiasi progetto che riguarda tutte le fasi. Cosa facciamo? Mettiamo in votazione allora prima questo ordine del giorno? Tre cose chiaro. Lorenzo Piantone Esame in assemblea popolare, pubblica assemblea popolare di tutti i progetti, dall'inizio alla fine. Sì, io non farei molte le fasi consecutive io non farei proprio grandissimi ordini del giorno, io si metterei solo 3-4 cose che siano chiare a tutti, perché se iniziamo a scrivere poi magari uno mobilisce tutti i progetti, sarà portata l'attenzione con a tutte le assemblee popolari prima dell'esame del Consiglio Comunale, punto. Io credo che i progetti, gli elaborati, Sì, siamo diciamo tutto, perché si elaborati, vabbè, lo dobbiamo votare. Sì. Allora mettiamo in votazione questo ordine del giorno. volevo dire solo Sì. signor Sicaro, che praticamente veramente il Piantone ha preceduto quello che non lo direi come se non essere dovuto dalla risposta. Io do l'assenso a quello che lui ha detto, anche se hai invitato il tuo capogruppo a dire le loro opinioni. È come se l'avessi detto io. Allora il capogruppo esprime un parere Anche sulla sono 2 minuti sulla proposta dell'ordine del giorno e anche sulla proposta della prima veniamo alla votazione di questo ordine del giorno, va bene? Chi vota a favore mi pare che la votazione sia unanime. Adesso posso leggere la bozza della delibera. Sono stato invitato a farlo, non è molto breve per la verità, è una delibera abbastanza complessa, ma cercherò di essere abbastanza rapido. A cominciare dalle premesse. Premesso che il Comune di San Genovese ha proposto uno studio e la realizzazione delle opere concernenti il piano di razionamento ambientale con delibera Consiglio Comunale 59 del 28/4/89 e 48 del 18/4/90, essendo evidente le difficoltà di procedere all'attuazione di un progetto tanto complesso e rilevante come il compito ordinario del Comune e non avendo a disposizione strutture adeguate a seguire l'iter della pratica in Regione e poi nelle sedi ministeriali competenti sino alla definitiva delibera del CITE, ritenuto opportuno procedere all'individuazione di un iter che sgravi l'amministrazione da tutte le incombenze relative all'espletamento delle procedure necessarie al possibile ottenimento del finanziamento senza dover ricorrere ad ulteriori incarichi professionali che comporterebbero oneri economici rilevanti, essendo tra di più opportuna procedura individuabile nell'istituto della concessione, la quale consente di avere un unico interlocutore, affidandogli la responsabilità di condurre l'intera pratica in nome e per conto del concedente nei limiti fissati dalla Convenzione, ha avuto riguardo al fatto che la concessione, situandosi nell'ambito non già dell'attività professionale ma dell'esercizio imprenditoriale, dà compiuta assicurazione di non comportare neanche il minimo rischio di vedere l'amministrazione costretta in giudizio a corrispondere il compenso per le prestazioni professionali nel caso di mancato ottenimento del finanziamento. Sentita al riguardo la disponibilità della Società Italiana per l'Ambiente Castagna SpA del gruppo I di integrare proprietà pubblica operante nel settore delle opere pubbliche finalizzate al recupero ambientale, avendo la predetta società predisposto in data 10 febbraio protocollo 745, 10 febbraio 90 protocollo 745, proponendo una convenzione di concessione per la stesura del progetto, le
finanziamento, la costruzione e la gestione per 5 anni delle opere realizzate e percepisce quasi integralmente la proposta dell'amministrazione comunale, avuto riguardo all'impegno che la concessionaria si assume di sollevare l'amministrazione comunale da ogni molestia o pagamento di spettanze professionali, diritti o danni che potessero eventualmente pervenire dai progettisti, con ciò risolvendo un problema potenzialmente assai rilevante per il comune. Considerato che la concessione di progettazione, costruzione e gestione è la modalità che offre le più ampie garanzie di perizia e affidabilità, essendo unico l'interlocutore responsabile di tutta la realizzazione delle opere previste ed essendo quindi la suddetta società interessata alle migliori soluzioni tecnologiche, nonché alla loro rigorosa realizzazione, preso atto che tutta la procedura resta pienamente salvaguardata la facoltà di decisione dell'amministrazione circa l'impostazione progettuale, la comunità delle soluzioni proposte quanto all'aspetto tecnico ed economico, la compatibilità degli oneri gestionali, la facoltà in ogni momento per l'amministrazione di subentrare direttamente nella gestione senza dover pagare danni, ma con la mera corresponsione della quota per la data ancora eventualmente da corrispondere al concessionario sulla base del piano finanziario dell'affidamento, sottolineato altresì come l'atto proposto non sia conclusivo definitivo, ma contempli l'obbligo per il concessionario di proporre un piano finanziario con indicazione delle soluzioni progettuali proposte, delle fonti di finanziamento e quindi del corrispettivo da versarsi al concessionario per la gestione e il recupero degli investimenti fatti, con la facoltà dell'amministrazione comunale di chiedere modifiche e anche di non accettare le proposte avanzate per il sindacato di giudizio, sia per ragioni tecniche e procedurali che per l'entità dei corrispettivi richiesti, non assumendo con ciò fino a quel punto alcun onere quale corrispettivo dello stesso concessionario, richiamata l'evidente convenienza della proposta della Castelli Serbiana, quale non comporta alcun onere per l'amministrazione su quelli compresi nell'eventuale finanziamento. Atteso che la proposta concessione di costruzione e gestione ha le caratteristiche previste dalla legge per l'inclusione delle procedure, di cui alla legge 58477, in quanto è con atto unitario, con il quale viene conferita al concessionario il complesso della procedura chiamando la notevole estensione in concreto alcune garanzie del rimborso da parte del concedente, nel caso non siano presenti finanziamenti o comunque l'amministrazione non accetti le proposte della Castelli, nonché è possibile impegno di tutte le risorse finanziarie da compensare con la gestione, considerato dunque che la proposta in oggetto rientra nella fattispecie, di cui alla legge 1137 del 1929, la legge regionale 24 del 1987, la quale, non fissando procedure specifiche, lasciano spazio alla determinazione dell'amministrazione sulla scelta del contraente sulla base della cittadinità dello stesso, ritenuto che la società cartaria del gruppo IRI ampie garanzie in tal senso in quanto società che opera istituzionalmente a supporto delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di importanti interventi territoriali, per il suo patrimonio di conoscenze ed esperienze tecnico-scientifiche, nonché per la sua particolare autonomia di società a partecipazione statale che persegue finalità generali pubblico interesse, offre la massima garanzia di serietà e sicurezza operativa, ha realizzato con un'analoga procedura amministrativa in numerose importanti opere pubbliche potendo vantare alcune referenze, potrendosi valere del patrimonio conoscitivo, gestionale e tecnologico di tutte le aziende del gruppo IRI che rappresentano il interlocutore di risultati di credibilità tecnica e finanziaria, ritenuta dunque non solo conveniente ma anche sicuramente garantita la proposta avanzata dalla società Castelli, vista la relazione tecnica che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale la firma ingegnere Mura, progettista incaricato dal piano della scuola generale, Consiglio Comunale su proposta della Giunta, vista la legge 1137 del 29, vista la legge 584 del 72, vista la legge regionale 24 dell'87, delibera, questa è la proposta di deliberato, di conferire alla Società Italiana per l'Ambiente Castelli SpA del gruppo IRI l'affidamento in concessione degli studi di progettazione, realizzazione e gestione per 5 anni delle seguenti opere: recupero della zona costiera degradata denominata Superlogo di San Leonides e della Sardina denominata San Marino, realizzazione di un approdo turistico peschericcio, ricostituzione abitativa di tradizionali insediamenti marinari e completamento del campeggio comunale, costituzione di una unità economica per le aree interne a votazione agricola e quelle costiere a votazione turistico-marinare, valorizzazione del parco naturalistico di Capomare. In delibera si parla di decisione 5 anni perché ha fatto il Capomare.
invece dell'atto ufficiale del comune. Allora, Informazione sul termine, scusate. gestione per 5 anni delle seguenti opere ad esclusione. Esclusione del punto 1, Ad esclusione del punto E. la realizzazione e gestione Per 5 anni delle seguenti opere ad esclusione del punto chi è che sia gestione, perché sia gestione. Ancora un'osservazione sul termine, valorizzazione, a me personalmente non è molto chiaro, cioè attuazione del patto, forse il termine più adatto, valorizzazione lascia un po' la cosa un po' così aleatoria. l'attuazione del Un termine che già esiste, ma non invece non Sì, ma non un termine molto blando, troppo blando. No, è improvviso. Attuazione va bene. attuazione del patto naturalistico romano. Scusate, è una discussione qui accetta, però guardate, quella discussione era venuta dalla famosa Unione, ma noi non possiamo attuare una cosa che è sulla carta, che abbiamo avuto in questi anni, che sono concordo di... Quindi dobbiamo valorizzare una cosa che esiste, diciamo a livello geografico di deliberazione, però non ha avuto per lui punto, non d'accordo, comunque tu devi valorizzare una cosa che è deliberata, ma è rimasta lì sulla carta come tutte le cose. come entità esiste. Sì, esiste come entità, ma non esiste come. Punto 2. Va bene, non ci sono preclusioni. Attuazione. Punto 2. Di approvare l'allegato schema di convenzione relativo disciplinare, autorizzando insieme con la stipula della convenzione. Di subordinare la stipula della convenzione al parere del Comitato Tecnico Regionale. Di dare atto che copia della convenzione relativa disciplinare con allegata relazione tecnica è stata trasmessa dal Comitato Tecnico Regionale assessorato alla Lavori Pubblici Regione Autonoma Sardegna per il competente parere, e poi all'articolo 8 della legge regionale 2487. Di dare atto che a mente della convenzione, sino alle determinazioni successive agli adempimenti di cui all'aumento della seconda fase dell'articolo 1 la concessione non comporta il fenomeno del comune. Di dare atto inoltre che il segretario ha espresso parere favorevole all'adozione del presente deliberato sotto il profilo della legittimità. E questo in osservanza dell'ultima legge che è operata per 13 anni. Sì, perché ho capito, così che sulla gazzetta del 12 in esecuzione alla stagione successiva. Questo è il Non per la lettera, aspetto sì, già per. Quindi di dare atto che il segretario ha espresso parere favorevole all'adozione del presente deliberato sotto il profilo della legittimità. Passiamo alle votazioni. Stiamo votando. Primo punto è finito, c'è ancora un secondo punto all'ordine del giorno. Prego il segretario di passarvi la schema di delibera imposta. Prego. Per 4 milioni per l'attuazione del progetto di attività di utilità collettiva ai sensi dell'articolo 23 della legge 11.388/67 relativo a un piano di intervento che prevede l'esecuzione dei servizi sopra recati, di approvare il progetto presentato dalla Eco Oristano SRL che prevede l'organizzazione e la promozione della raccolta differenziata da situazione dei giardini della terra pubblica, l'individuazione e la bonifica delle discariche di piccole dimensioni dei rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti e inerti per l'importo complessivo di 144 milioni. Di dare atto che il presente progetto non comporta alcun onere a carico del comune. Andiamo in votazione. Unanimità. Io ringrazio tutti i consiglieri, abbiamo dimostrato che siamo tutti i cittadini di San Vero consapevoli dei nostri doveri e consapevoli dei nostri problemi. Nelle famiglie anche migliori si discute, ci si confronta e quando il ragionamento è accettabile possiamo arrivare ad una conclusione unitaria. Grazie.
tranquilla, con il nuraghe su laghi che domina, sotto il cielo azzurro che non svanisce mai. Santa Sofia Campanile